Torna a piovere in Veneto, i fiumi attenzionati speciali, in montagna, occhi puntati sulle frane, a Venezia la marea dà una tregua, a Murano invece chiuso un ponte per la rottura di parte dei sostegni lignei. In diretta il punto della situazione con il governatore Zaia. E ieri il presidente Zaia è stato in sopralluogo nelle zone più colpite, una devastazione che rispetto a Vaia, dice, ha interessato l'intera regione. Non è di Samira, la madre quarantenne scomparsa dal Padovano, il corpo senza vita ritrovato ad Albarella. Si tratta di una 63enne veneziana di cui non si avevano più notizie dal 18 ottobre. Felice Maniero ha presentato una nuova istanza di scarcerazione. Faccia d'Angelo infatti teme per la figlia 18enne dopo l'uscita dal carcere di alcuni componenti della Mala del Brenta che lui stesso aveva fatto arrestare come collaboratore di giustizia. Errata diagnosi di cancro epatico ad una cantante di Piave di Sacco nel Padovano, 2 medici dell'ospedale di Monselice a processo. Semaforo in tilt domenica a San Giorgio delle Pertiche dove gli automobilisti hanno rischiato diversi incidenti, la colpa di un serpente entrato nella cabina elettrica. Batman, Superman, Wonder Woman fanno visita agli eroi dell'oncoematologia pediatrica di Padova, sorrisi e festa per i piccoli pazienti. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, in primo piano anche quest'oggi dunque il maltempo perché come vedete è tornata la pioggia sulla nostra regione, i fiumi restano gli osservati speciali come le frane in montagna. In questi minuti il governatore Zaia ha fatto il punto della situazione in una conferenza stampa insieme all'assessore regionale Bottaccin per capire le situazioni ancora critiche. Io vedo in collegamento Anna Maria Parisi. Anna Maria, io ti cedo la linea in attesa di avere ai tuoi microfoni il governatore Zaia per capire proprio da lui com'è la situazione. Mi senti Anna Maria? Sì, buongiorno, in diretta da Palazzo Balbi dove è il presidente Zaia. Mi sentono? Ma io non sono ibridata. Sono in onda. Abbiamo un problema tecnico, ripristiniamo subito il collegamento con Anna Maria Parisi. Dove il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha appena terminato l'incontro con i giornalisti per fare il punto sull'emergenza maltempo e adesso il presidente ha fatto anche una stima dei primi danni per quanto attiene al solo Veneto, oltre $500 miliardi di danni. Adesso ci avviciniamo al presidente. Scusi presidente. Scusi se la disturbo, buongiorno, siamo in diretta. Vicino alla bandiera, così i veneti vedono il leone. Esatto. Stavamo dicendo che appunto è stata fatta una prima stima dei danni per quanto attiene soltanto al Veneto, oltre $500 miliardi. Sì, buongiorno a tutti. La gestione commissariale di Venezia è a sé ed è bene che sia così col sindaco Brugnaro e il resto del Veneto è martoriato dalle montagne, tutto il litorale, tutte le spiagge, da Jesolo, Cavallino, Rosolina, Barricata, Sottomarina, sono tutte quelle anche che non ho ricordato, Bibbione. Un disastro. Caorle, Eraclea e dall'altro anche le alluvioni e inondazione nel Veneto orientale, per cui dico che è veramente una tragedia. Ecco, lei ieri ha fatto appunto il sopralluogo anche in elicottero, così ha avuto modo di testare meglio personalmente lo stato delle cose. Diceva anche un'altra priorità adesso è quella della ricostruzione. Siamo già all'opera e garantiremo per i nostri turisti che le spiagge saranno di nuovo operative dalla prossima estate. Ma sì, ma non esiste che qualcuno dica in giro che non ci sarà modo di far turismo. Le spiagge saranno più belle di prima, le rifaremo nuove. Mancano, dico solo Bibbione, mancano penso 100.000 metri cubi di sabbia, in alcuni tratti la spiaggia non c'è più, era la spiaggia più grande del Veneto, ma torneranno più belle di prima, questo è poco ma sicuro. Adesso si correrà e si farà come al solito, siamo veneti, non è che stiamo lì ad aspettare che qualcuno venga a darci una mano, le facciamo e via. Un'altra cosa importante da mettere in evidenza, quanto ha detto in merito ai cantieri di Baia, purtroppo sono stati anche questi danneggiati. Una cinquantina di cantieri, sì, perché sono cantiere è la fase delicata, la ferita aperta, no? Cioè, è come essere in una sala operatoria mentre stai operando e magari non c'è più la luce, la corrente elettrica, quindi, o manca qualcosa. E il cantiere
è la ferita. Purtroppo in alcuni cantieri le avversità atmosferiche hanno pesato, però anche lì andiamo avanti. La ferita nella ferita, la bufera nella bufera, con quanto si sta scatenando sui social, Presidente, in merito a quanto sta accadendo qui da noi a Venezia, in Veneto, e ci dicono state bene ad annegare, insomma. Guardi, veramente... sono dei lazzaroni, mi perdoni se l'ho interrotta, ma non sono troppo arrabbiato, sono incazzato, si può dire a quest'ora. L'abbiamo già sdoganato. No, non esiste che con 2 morti a Venezia, a Pellestrina, ci vengano a dire che dobbiamo morire annegati come le pantegane, roba del genere. Sta gente qua va punita, e tanto è vero che verrà perseguita, perché non esiste che qualcuno auguri la morte a qualcun altro. Si paga il prezzo della richiesta dell'autonomia? Cioè questo è quanto ha scatenato tutto questo odio sui social, secondo me? Ma guardi, questa è una regione che produce tasse, è solidale con tutti, quindi ha pieno diritto di chiedere indietro i soldi delle proprie tasse, punto e basta, ma non ce l'abbiamo con nessuno. Nel momento di difficoltà si aiuta chi è in difficoltà, se no ci lasciano i soldi delle tasse e l'autonomia e ci arrangiamo, vedano loro. Questione Mose, lei ha avuto occasione di conoscere il nuovo commissario? No, noi abbiamo dato l'intesa perché questa nuova legge prevede che ci sia un super commissario, la legge fatta dal ministro Toninelli, se non ricordo male, e prevede un super commissario. Il governo ha scelto la dottoressa Spitz e noi abbiamo dato l'intesa, figuriamoci se rallentiamo. Però vorrei ancora una volta ricordare. Alluvione 1966, discutono una decina d'anni, nel 77, se non ricordo male la data, decidono di fare un concorso di idee per acquisire progetti per mettere in salvaguardia Venezia. I progetti arrivano, non vanno bene, nel 1984 decidono di dare un incarico per fare assemblare più idee e fare un progetto, cioè il Mose. 1984, 1989 il progetto diventa un progetto preliminare, io avevo 16 anni nell'84, andavo all'università a 21 anni nell'89, nel 1992 il progetto diventa definitivo, cioè il progetto che c'è oggi è stato fatto nel 92. Nel 2003 iniziano i lavori, io non ero né in regione a Roma, per cui non c'entro niente, fanno vedere una foto dell'inaugurazione dove ci sono io, ma è una foto dell'inaugurazione... No, è una foto di inaugurazione del passante di Mestre, non c'entra niente, è di 6 anni dopo, 7 anni dopo. E poi arriviamo al 2010 quando io divento presidente, fanno vedere un filmato nel quale io il metto verde su e parlo del Mose. Sì, siamo andati nei cantieri del Mose appena eletti, ci hanno invitato come tutto consiglio regionale e ho detto è una grande opera di ingegneria, e lo è un'opera che dà lavoro a un sacco di gente ed è così. Punto. Ci hanno detto che l'avrebbero ultimato entro il 2014, non l'hanno fatto perché poi sono state le inchieste, molti sono andati in galera e la storia la sapete tutti. Bene a puntualizzare la questione delle inchieste. Ma la storia la sapete tutti, ma le inchieste per quanto mi riguarda, scusate, io sono passato al super vaglio, no? Sono stato 5 anni presidente e l'inchiesta è arrivata un anno prima della fine del mio primo mandato. Le intercettazioni dicono che con me era impossibile fare qualsiasi roba. La procura è stata chiara, ha detto guardate Zaia è estraneo a sta roba, ma sembra che sia addirittura una colpa che si dica così. Cioè, io penso invece che l'onestà sia fondamentale su ste robe, punto. Ultima battuta, Presidente, sulla... Scusi, ricordiamo che questo è un cantiere dello Stato, non è della Regione. Sì. Non è della Regione, che sia chiaro questo, non è un cantiere della Regione. Il comitatone del prossimo 26 novembre, era tanto che mancava che non si riunisse il comitatone, quando è stata l'ultima volta? Ma guardi, sulle grandi navi, e che è stato l'ultimo comitatone, novembre 2017. Sul Mose, magari ho qualche amnesia, ma penso proprio di no, io non ho memoria di aver fatto comitatoni sul Mose. Quella del 26 novembre è una data storica. Ma sì, è data storica, guardi, adesso penso a memoria, forse se ce n'è stato uno forse nel 2010-2011, ma con grande punto di domanda. Beh, quello della prossima settimana sì, minimo saranno 7, 8, 9 anni che non c'è un comitatone sul Mose, quantomeno io non ricordo, magari faremo anche una verifica di questo che poi qualcuno non dica Zaia ha detto che non c'è stato il comitatone, c'è stato. E qui abbiamo tutti premi Nobel, che lavora pochi, ma premi Nobel tanti. Vero è che se dovesse funzionare questo Mose, comunque Venezia, Piazza San Marco andrà lo stesso sott'acqua quando ci sarà, se dovesse esserci una grande mareggiata, un'acqua grande come quella del 12 scorso. È quello che si legge nelle carte, anch'io le ho lette. San Marco va sotto acqua e soprattutto ricordiamo che il Mose in funzione cuba circa 80-100 milioni all'anno di spese di gestione. Per concludere, cosa vogliamo dire, Presidente, ai nostri telespettatori? Che i veneti non muoiono mai.
lo diciamo in Veneto, andiamo avanti, cerchiamo di recuperare la situazione e diffidate della fake news. Ne ho detta una per tutte, cioè la mia foto che gira all'inaugurazione del Mose, che anche se fosse stato così non sarebbe stato un problema, perché un amministratore va alle inaugurazioni. C'era il patriarca a quella inaugurazione, c'era il ministro delle infrastrutture, c'era il presidente del Consiglio, c'era il presidente della regione, ma non c'ero io perché non avevo cariche statali e neanche regionali. Quindi da Palazzo Balbi è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi, grazie al governatore Zaia per questo punto della situazione che a Venezia fortunatamente per il secondo giorno consecutivo resta sotto controllo. La marea per le 14:20 si stima che raggiungerà una massima di 100 centimetri. Chiusura temporanea invece a Murano del ponte tra Fondamenta Serenella e Calle San Cipriano per la rottura di parte dei sostegni lignei sotto l'arcata del ponte. Ieri, come ha detto anche Anna Maria, il governatore Zaia ha sorvolato in elicottero le zone più colpite dal maltempo di questi ultimi giorni. Avevamo la devastazione dei boschi che sembrava un cimitero, no? Qui invece è un panorama variegato che va dai grandi allagamenti del Veneto orientale, credetemi sono molto estesi, alle spiagge che in alcuni tratti non ci sono più. Questo è quello e poi per finire alle cavane e a tutta la sacca di Scardovari dove vedrete nelle foto, nei filmati, c'è materiale dappertutto volato via. Reduce dal sopralluogo in elicottero dalla montagna al litorale, il presidente del Veneto Luca Zaia parla di emergenza ancora in corso, vedasi il mare d'acqua, dice, lungo il Lemene nel Veneto orientale, e di una devastazione che non deve essere ridotta a mera appendice di quella della città di Venezia. Ho chiesto formalmente che venisse splittata la parte di Venezia perché lì c'è l'emergenza concreta, un'emergenza fra l'altro continua ed è giusto che il sindaco sia già in pieni poteri commissariali. Dall'altro noi adesso invieremo il resoconto di quello che è stata questa calamità, questi giorni che ancora non sono conclusi, siamo ancora in emergenza. Il maltempo e da stasera inizia ancora piogge, presenteremo una foto di quello che è accaduto e dopodiché ci sarà da parte del Consiglio dei Ministri, questa è la rassicurazione che abbiamo, ma non può che essere così, la dichiarazione dello stato di crisi e quindi lo stanziamento delle prime risorse. Continuano gli interventi, continua l'allerta, un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica con lo stato di preallarme è stato emesso dalla Protezione Civile del Veneto. Nuove precipitazioni che si spera trovino condizioni meno sfavorevoli rispetto allo scorso fine settimana. Si abbassano le temperature e usciamo da questo limbo di tempo strano, sciroccoso eccetera, entriamo in un clima più invernale, altrimenti i guai sono guai. I danni sono già enormi, aggiunge Zaia, che chiude con un pesante riferimento al Piave. Il Piave è la vera preoccupazione che abbiamo in Veneto, perché c'è il tema della piana storica, c'è il tema di un fiume che ormai ha un carattere torrentizio pieno di alberi, il Piave deve essere pulito. E di maltempo abbiamo parlato ieri sera a Ring, prima 20:10 con Marco Zamboni, l'elettricista di Peschiera del Garda che nei giorni dell'emergenza in treno ha raggiunto Venezia per dare una mano laddove ve n'era bisogno, insieme a Pierfilippo Vidali, armatore del Lido che ha visto le sue imbarcazioni danneggiate dalla marea straordinaria. Sentiamo alcuni passaggi dei loro interventi. Voi immaginate che stasera a novembre, quindi con 4-5 gradi, ci sono persone anziane che dormono nel letto bagnato e con 20 centimetri di acqua sotto al letto, con i muri pieni di umidità e quindi immaginate insomma cosa vuol dire. È questa la cosa molto... che tocca, perché comunque quando ti chiamano ti dicono guarda ho perso tutto, dammi una mano insomma, e quindi... Ma ascolta, posso chiederti, e poi Italo possiamo inquadrare? Saluto e ringrazio Pierfilippo Vidali, grazie per essere arrivato, è armatore, l'abbiamo annunciato poco fa. Noi ci diamo del tu tutti, siamo giovani, via, tanto poi io e Pierfilippo ci conosciamo, sai, ti avevo annunciato, Marco è l'elettricista volontario, hai letto anche la sua storia. Da veneziano cosa gli vuoi dire? Beh, complimenti.
Grazie. Ma poi al cuore non si comanda, no? Quindi diciamo, se le azioni che poi vengono dal cuore sono quelle che, ecco, nobili. Cosa significa oggi? Perché noi chiediamo risposte per Venezia, però le persone potrebbero scegliere ancora una volta di lasciarla, no? Di abbandonarla, gli imprenditori non se la sentono più, i ristoratori chiusi per giorni, frighi da buttare, alcuni dicevano insomma decine di migliaia di euro, 80.000 euro solo di danni a alcuni ristoranti, quindi perché resistere? Ma domanda e risposta difficile, molto soggettiva. Io posso solo dire che non bisogna abbattersi e bisogna che questo episodio scuoti diciamo, l'animo e che sia anche il volano poi per cercare di non abbattersi, di andare sempre avanti. Venezia è una città unica, niente, bisogna ad oggi purtroppo accettarla anche per quello che è. Da oggi voi siete comunque già ripartiti con le altre imbarcazioni? Siamo con fatica ripartiti, ci siamo chiaramente leccati le ferite, una barca purtroppo non l'abbiamo quasi persa, ma poco ci è mancato e sempre avanti. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata al maltempo, passiamo alla cronaca con la denuncia shock di una 18enne veneziana. La giovane ha raccontato di essere stata stuprata nei bagni di una discoteca trevigiana, indagano i carabinieri. Sarebbe stata stuprata da un uomo nei bagni di una discoteca del Trevigiano. A raccontare quanto accaduto sabato sera una 18enne residente a San Stino di Livenza. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Treviso. La giovane sarebbe stata avvicinata da un uomo che dopo averle offerto un drink l'avrebbe portata in uno dei bagni del locale e qui l'avrebbe violentata. Tornata a casa ha raccontato tutto alla famiglia. La 18enne sotto shock si è recata 2 giorni dopo al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso per le cure. A vaglio dei militari ci sono ora le testimonianze della giovane, dei presenti, di altri testimoni. Non solo, ma saranno visionate le eventuali telecamere di videosorveglianza presenti all'interno e all'esterno della discoteca di Spresiano. Impossibile stabilire se il drink bevuto dalla ragazza sia stato drogato con qualche sostanza. Felice Maniero teme per la figlia 18enne dopo l'uscita dal carcere di alcuni componenti della banda della Mala del Brenta che lui stesso aveva fatto arrestare come collaboratore di giustizia. Anche per questo motivo, per difendere la ragazza, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione dopo i 3 rifiuti incassati dal GIP di Brescia 2 volte e dal Tribunale del Riesame. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Servizi. Rieccoci in diretta, c'è ancora la cronaca ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale. Non è di Samira il corpo senza vita ritrovato ad Albarella, si tratta invece di una 63enne veneziana. Non è di Samira El Attar, il corpo senza vita restituito dal mare e rinvenuto da alcuni passanti lungo la spiaggia di Albarella. Sono stati riconosciuti dai familiari di una 63enne scomparsa il 19 ottobre scorso da Campolongo Maggiore i vestiti trovati addosso al cadavere recuperato dai vigili del fuoco. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e senza documenti, quindi per la conferma definitiva bisognerà attendere anche l'esame del DNA che verrà disposto nelle prossime ore dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Sembra però sfumare definitivamente l'ipotesi che si possa trattare di Samira, la 43enne mamma marocchina di Stanghella scomparsa dal 21 ottobre. Il marito Mohamed, arrivato ad Adria, non ha avuto modo di riconoscere alcun effetto personale della moglie. Gli indumenti che vestiva il cadavere, una maglietta e un paio di pantaloni, erano infatti già stati riconosciuti dai familiari della 63enne scomparsa da casa appena 2 giorni prima di Samira. Restiamo nel Padovano, errata diagnosi di cancro ad una cantante di Piove di Sacco, 2 medici dell'ospedale di Monselice a processo. Nell'aprile 2015 le avrebbero diagnosticato un tumore epatico inesistente, di conseguenza le avevano fatto fare anche alcune chemioterapie. Ora la Procura della Repubblica di Padova ha iscritto nel registro degli indagati 2 medici dell'ospedale di Monselice che avevano visitato l'ex cantante Marisa Sacchetto di Piove di Sacco. È stata proprio l'ex paziente a intentare una causa penale civile all'USL per danni fisici e morali provocati da una chemioterapia subita a suo dire senza che ve ne fosse alcun bisogno. Secondo quanto
quanto riporta l'ANSA, contrastanti anche le versioni date dal medico legale di parte e da quello della procura. Il perito nominato dall'avvocato dell'ex cantante afferma l'esistenza di una grave depressione patita dalla donna a causa dell'errore. Il medico legale nominato dal pubblico ministero invece, pur affermando che effettivamente si trattava di una diagnosi errata, ritiene che non ci siano gli elementi per attribuire alla chemioterapia subita la depressione della donna, che oggi ha 67 anni, sottolineando come le fosse stata diagnosticata prima dell'aprile 2015. Semaforo in tilt domenica a San Giorgio delle Pertiche per colpa di un serpente. Semaforo impazzito manda il traffico in tilt, è rosso ma lampeggia e gli automobilisti increduli hanno rischiato più volte il tamponamento e in un caso l'incidente c'è stato. È accaduto domenica a San Giorgio delle Pertiche, il semaforo è quello dell'incrocio di Arsego e il responsabile di questo disagio non è un guasto tecnico ma un serpente. Eccolo il rettile lungo poco più di 1 metro che si è insinuato all'interno della cabina elettrica dove ci sono i comandi che regolano gli impianti semaforici del comune dell'Alta Padovana. 4 i semafori mandati in tilt che hanno provocato il caos tra gli automobilisti. Usciva il rosso e contemporaneamente il lampeggiante, oppure si vedevano accesi i 4 verdi nello stesso istante. La segnalazione è arrivata al sindaco Daniele Canella, che insieme al tecnico delle manutenzioni ha aperto la cabina ritrovando con molta sorpresa il serpente comodamente adagiato sopra i pulsanti. Il rettile è stato così sollevato e fatto allontanare e la viabilità è tornata alla normalità. Il 20 novembre si celebra la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Per questa occasione la Fondazione Francesca Rava ha organizzato la 7ª edizione di Infarmacia per i bambini, campagna nazionale di sensibilizzazione sui diritti dei più piccoli e raccolta di farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici in povertà sanitaria. 2.500 volontari raccoglieranno in 2.000 farmacie in tutta Italia le confezioni che saranno acquistate e donate a 600 case famiglia. Continuiamo a parlare di bambini con la sorpresa fatta ai piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica di Padova, 5 eroi dei fumetti direttamente in corsia. Supereroi in missione, questa volta però i Joker e gli altri supercriminali non c'entrano. L'obiettivo è portare un sorriso ai piccoli di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova. Ci sono sempre tanti cattivi da sconfiggere, ma qui bisogna ricordare che i supereroi non siamo noi vestiti così, sono questi bambini. Per noi è l'occasione per portare un sorriso, portare un po' di allegria in un ambiente insomma delicato. I supereroi questa volta fanno una piccola sosta dai criminali, come conoscono tutti, e vanno a donare un sorriso a questi bambini. Capitan America, l'Uomo Ragno, Wonder Woman, Capitan Marvel e Batman hanno scelto di allietare qualche ora dei piccoli pazienti. Non ci rendiamo neanche conto di quanto la salute sia importante, quindi io ho deciso di donare il mio tempo, io sono un imprenditore, il mio tempo libero, che è la cosa più preziosa che ho, per venire qui e regalare qualcosa. Ma nel momento in cui regalo qualcosa ricevo molto di più, 10 volte di più da loro, e mi porto a casa questa cosa che alimenta il mio conto corrente emozionale e mi fa stare molto bene. La nostra missione principale è quella appunto di regalare sorrisi ai bimbi, venirli a trovare, portargli questa gioia, portare i veri supereroi ai piccoli supereroi, grandi supereroi per piccoli supereroi. Un reparto particolare, quello di oncoematologia pediatrica, ci dicono, perché pieno di veri supereroi. I supereroi sono i medici, i volontari, le associazioni, ma soprattutto sono i bambini. Loro sono i supereroi che ogni giorno combattono senza mai lamentarsi, senza mai piangere. Tu entri e chiedi ad un bambino come stai e lui ti dice bene. Questo significa essere veramente un grande supereroe. Siamo in chiusura, subito dopo di noi nuova puntata di Ore 13, sangue e vita, donarlo fa bene alla salute, questo è il titolo della puntata, ne parliamo insieme alla dottoressa Arianna Veronesi, direttore della medicina trasfusionale dell'USL 2 Marca Trevigiana, e poi questa sera torna puntuale 20:10, si parlerà di infrastrutture insieme all'assessore regionale Elisa De Berti e a Ugo Di Bennardo, amministratore delegato di CAV. Adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona giornata.
Bentrovati al meteo. Il maltempo che ha causato disagi e danni ingentissimi sul Triveneto non si placa, è atteso infatti un nuovo imminente peggioramento per l'arrivo di una ennesima perturbazione. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 19 novembre sarà all'insegna delle precipitazioni, saranno piuttosto estese, frequenti, generalmente moderate, anche consistente sulle prealpi e sulle zone limitrofe, più modeste invece sul delta del Po e sulle aree circostanti. Quota neve in aumento fino a 1200-1400 metri sulle Dolomiti. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra gli 8 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile con piogge diffuse, vedete, localmente saranno anche intense. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime tra 12 e 15 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, dove sarà perturbato con rovesci un po' dappertutto e anche le piogge saranno localmente abbondanti. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime tra 4 e 5 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.